20 secondi al via della settima corsa, una bella prova per 3 anni, vincitori da 3 a 12.000 euro in carriera. Sono in 7 al via dopo il ritiro di Florinda Rock, favorito Fuoco del Ronco, a mezzo la quota dell'allievo di Santomollo ed Eric Bondo. Autostart acceso i lampeggianti, vuol dire che si può andare in partenza. All'1 First Lady Trio, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Al 2 Fraclac Spritz, Andrea Farolfi. 3 Fitness Griff, Lorenzo Baldi. 5 Fuoco del Ronco, Santomollo. 6 Fiaschetto di Vino, Pietro Tommasello. 7 Florida Lubi, Alberto Garruto. 8 Forever Fly, Giovanni Grillo. Autostart che inizia a prendere velocità, si prepara al lancio. Non tocca là la Fitness Griff. Si parte con veloce Fuoco del Ronco che prende la testa nei confronti di Fiaschetto di Vino. Galoppa Fraclac Spritz, terza numero posizione 2, per First Lady Trio. Spritz, Poi Florida Lubi, squalificato. quindi Fitness Griff. Si va sulla prima piegata con Fuoco del Ronco che guida nei confronti di Fiaschetto di Vino, First Lady Trio, Florida Lubi e Fitness Griff. 15-1 per il lancio da parte di Fuoco del Ronco, che praticamente non ha speso nulla per andare davanti, adesso può gestire il ritmo a proprio piacimento. 400 in 31 per il figlio di Maharaja che guida il gruppo. Muove dalla seconda posizione Fiaschetto di Vino, probabilmente un po' ardente, e va a lato di Fuoco del Ronco che deve accelerare. 15,2 di frazione. Fuoco del Ronco in vantaggio, Fiaschetto di Vino che ritorna secondo sotto, terza posizione per First Lady Trio, avanza allo scoperto Fitness Griff. 800 metri di Fuoco del Ronco in 1-1, Fitness Griff avanza all'esterno, in corda Fiaschetto di Vino, poi First Lady Trio, quindi Florida Lubi. Fitness Griff che passa seconda su una breve incertezza da parte di Fiaschetto di Vino, chilometro in 1:15,6. Fuoco del Ronco in vantaggio, Fitness Griff seconda, poi Fiaschetto di Vino, quindi First Lady Trio che prova ad avanzare. Florida Lubi non è un fattore, guadagna di dentro Forever Fly, 1,33 di miglio, 14,4 di frazione. Fuoco del Ronco che accelera e se ne va per fatti propri a 300 dalla conclusione. Lascia Fitness Griff in seconda posizione, inseguita da Fiaschetto di Vino, poi First Lady Trio all'ingresso della retta d'arrivo. Fuoco del Ronco è completamente da solo al comando. Fuoco del Ronco vince in canter nei confronti di First Lady Trio che scatta forte per il secondo posto e sul palo piega Fitness Griff. 1,59,3, 1,14,2, tutto fatto in gran semplicità per Fuoco del Ronco. Santomollo, Eric Bondo, i colori della scuderia Gnafa. Quarto successo in 5 uscite in carriera per il figlio di Maharaja e Astrid del Ronco, che si impone anche oggi in bello stile, anche oggi senza dare impressione di essere impegnato a fondo. Tutto facile per Fuoco del Ronco e Santomollo.